Buonasera, continuiamo queste nostre trasmissioni di approfondimento sul Covid-19 e sul dopo Covid-19. Dopo aver intervistato varie personalità, oggi è la volta del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, che ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie onorevole per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di come si è vissuta questa esperienza a Naro. Lei come primo cittadino, i primi cittadini, avete svolto un lavoro eccellente, avete fatto da tramite tra le istituzioni e il territorio, attraversando, l'abbiamo visto, raccontando la cronaca giorno dopo giorno qui in emittente, abbiamo dato un po' tutto ciò che sono state le varie problematiche, per cui oggi approfondiamo su Naro come avete vissuto questo lockdown durato oltre 2 mesi. Io intanto ringrazio lei, Arturo, e la sua emittente per questa opportunità che mi dà di poter parlare a una platea più vasta di spettatori, di telespettatori. Io devo ringraziare anche tutti i colleghi sindaci della provincia di Agrigento perché in questa fase di Covid-19 si è verificata una cosa, a mio modo di vedere, molto positiva e molto bella, che è stata quella che attraverso una chat noi ci siamo costantemente confrontati, costantemente supportati, a volte anche un poco sopportati, devo dire, però abbiamo compreso che proprio in queste situazioni dove questo nemico invisibile, questa cosa così strana che mai pensavamo di dover affrontare e gestire, l'essere tutti insieme ci ha dato una forza che non è cosa da poco. Sono state tante le battaglie che abbiamo fatto insieme e io spero che questo ci serva da monito da ora in avanti per le grandi battaglie continuare a farle insieme. Io non ricordo che ci siano state nessun tipo di divisione né di posizionamenti, figuriamoci, né partitici, ma figuriamoci. Però dobbiamo dire che è stato un momento davvero positivo e che spero possa continuare nel tempo. Io non voglio rispondere alla sua domanda, al suo tema, insomma, al tema che lei impone in questo momento. Io vorrei iniziare un poco dalla genesi. Io ricordo, è una cosa anche un pochino strana, che quando io ho parlato per la prima volta di coronavirus e che interessava comunque la mia cittadina, è stato addirittura, credo, il 20 di febbraio. Il 20 di febbraio io mi trovavo presso un albergo della città dei Templi perché era arrivato un mio ospite che cura l'upgrade lì a Naro e mentre stavo parlando con il professore Pezzini, ricordo, mi è arrivata una telefonata e mi si dice ma guarda che forse c'è un problema, forse c'è un caso positivo a Naro. Ma vi devo dire che sono rimasta veramente basita perché sapete, noi pensavamo che fosse una cosa lontana da noi. Prima riguardava la Cina, quindi molto, ma molto lontana, poi riguardava il nord e quindi molto, molto lontano. Sentirti dire in un attimo, hai la consapevolezza che essendo la massima autorità sanitaria di un paese, hai anche una preoccupazione, un obbligo in più. Ebbene, c'è stata una serie di telefonate con il direttore sanitario dell'ospedale e poi con il prefetto. E, abbiamo compreso, insomma, che era un falso allarme. Però è stato veramente un momento di grande, ma di grande preoccupazione. E poi, insomma, tutto quello che poi ne è venuto fuori con i nostri, poi dall'8 marzo in poi, insomma, siamo stati un poco tutti, non un poco, siamo stati decisamente tutti impegnati a dover gestire questa grande emergenza. A me piace ricordare anche un fatto, inizialmente noi dovevamo convincere le persone a starsene a casa, ricorderete, no? Allora tutte lavare bene le mani, mi raccomando, state a casa, delle mascherine, distanziamento. Comunque la parola d'ordine era essenzialmente stare a casa, perché è stato, ritengo, anche il motivo principale che noi non abbiamo avuto grossi problemi, soprattutto nella nostra terra. E ricordo che con i ragazzi che si occupano della comunicazione, lo fanno in maniera molto spontanea, gratuita, ma lo fanno con il cuore, ci siamo detti, ma come possiamo convincere la gente a stare a casa perché c'è da impazzire, soprattutto i giovani. E allora abbiamo detto, cari ragazzi,
dopo tutto vi si chiede di restare a fare i supereroi seduti distesi sui divani. Quindi vediamo un poco di inventarci alcune situazioni in maniera tale da rendere meno monotona la vostra giornata. E questo, io non lo so, io sto parlando a ruota libera, se vuole mi fermo, mi fa le No, domande no, va oppure bene, continuo. d'altronde lo spirito Eh, dell'intervista è questo, eh, entrare dentro ciò che ha provato anche il personaggio nel raccontare come si è certo. vissuto questo periodo. Certamente, di questo la ringrazio, perché poi abbiamo compreso che era un problema di intanto informare la gente su che cosa man mano andava accadendo, perché non c'è cosa più brutta quando tu sei lasciato lì a non sapere che cosa succede. E allora abbiamo utilizzato tutti i metodi, i social, l'alert system, praticamente abbiamo commissionato, che poi ce l'hanno fatto anche gratuitamente come servizio, devo dire, un servizio che raggiungeva contemporaneamente un mio messaggio 10.000 utenze tra numeri fissi e numeri di cellulari che si attivavano loro stessi, che si scrivevano loro stessi. E quindi giornalmente arrivava questo messaggio del sindaco che dava le notizie fresche, chiamiamola così. Poi abbiamo usato WhatsApp, Telegram, cos'altro più? Eh, Facebook, Facebook, assolutamente sì, ma anche i mezzi che sono poi propri di un paesino. Non lo voglio chiamare neanche altoparlante, la macchina cafirria che andava dicendo alla gente statevi a casa, state attenti, quindi la gente ha compreso. E quindi questo ci ha aiutato tantissimo, perché devo dire che c'è stata una risposta da parte della popolazione encomiabile, perché la gente comprendeva la difficoltà e quindi anzi si fidava e si affidava del proprio rappresentante e quindi insomma aspettavano, e se sgarrava una sera mi rimproveravano, non c'è che niente telefonata questa sera oppure niente diretta Facebook questa sera. Quindi abbiamo pensato di utilizzare questi metodi. E devo aggiungere una cosa, anche ci siamo inventati un poco come tutti, i concorsi, cosa farai appena sarai libero dal lockdown, che cosa lo dico al sindaco, come se andrà tutto bene, come lo vuoi esplicitare, la mamma regista della casa, cioè le abbiamo sperimentate davvero tutte. C'è stato un momento che mi sono resa conto di una cosa. Sì, bisogna non lasciare nessuno indietro, bisognava comunque essere lì pronti a dare quello che erano i generi di primissima necessità a chi era completamente fermo, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, soprattutto i lavoratori in nero si sono ritrovati l'oggi al domani a non poter fare nulla perché non avevano la possibilità di uscire per lavoro, considerato che erano senza contratto. E allora ci siamo detti, che facciamo? Devo dire che intanto la città ha risposto in una maniera encomiabile sin da subito, perché attraverso il volontariato, ma attraverso la generosità della gente di Naro, immediatamente siamo stati nelle condizioni di poter distribuire pacchi spesa. E vedete che ce n'era di gente che aveva bisogno dei pacchi spesa. Anzi, magari chi ne aveva bisogno di più aveva più pudore e non li chiedeva, e noi cercavamo in una maniera discreta, senza fare capire, a volte anche così, come se fosse quello dell'esercente a mandare a portare la spesa quinti ordinata per telefono, noi siamo riusciti ad intervenire su tutti. Poi è arrivato anche l'intervento statale, devo dire che è stato molto preciso, molto puntuale, che ci ha dato la possibilità di già insomma, distribuire 2 fasi di voucher e una terza ancora nel rimane, c'è il bando ancora pubblicato, e quindi insomma a giorni si darà pure quest'altra opportunità. Ci siamo resi conto che dovevamo fare qualche cosa. Perché? Io ho capito che occorreva inviare messaggi di positività alla gente, ma bisognava anche fare un'altra cosa, a mio modo di vedere molto importante, ascoltare la gente per prendersene cura, perché a volte tutti noi, a seconda degli ambienti in cui siamo chiamati ad avere delle responsabilità, siano essere politici, amministrativi, professionali o altro, a volte abbiamo la supponenza di
sapere cosa vuole la gente, cosa si aspetta la gente di te. E magari accontentiamo più. A volte mi ricordo che mia madre, per esempio, siccome lei aveva la passione, non l'aveva potuta soddisfare, di suonare il pianoforte, lei mi imponeva di andare a scuola di pianoforte. E io poi mi sono rifiutata perché non era una mia esigenza, pur avendo la cara signora Laura, che ricordo sempre con tanto affetto, che invece insomma avrebbe voluto essere una sua allieva. Però dico, a volte si ha questa supponenza di non comprendere cosa vogliono gli altri. Stavolta, considerato che il momento era complicato, difficile, io parto sempre da un principio, Arturo, che il politico, l'amministratore, non si deve fare mai dettare l'agenda dalla pancia della gente. E quindi questo, ma in periodi normali. Questo era un periodo di guerra, quindi dovevamo comprendere cosa volesse la gente. E allora così ho fatto, perché abbiamo parlato di ascolto, di sentire la gente, abbiamo parlato di tutto questo ed è vero, ma io, grazie al fatto di stare a casa, perché gran parte del lavoro l'ho fatto anch'io in smart working, grazie al fatto di essere a casa e quindi non dover dire alle persone che mi stavano accanto, scusa, sono al telefono, scusa, sono al telefono, ho potuto rispondere in qualsiasi ora del giorno e a volte anche della notte a tutte le chiamate e a tutti i messaggi dei miei concittadini. Io lo capivo perché a volte c'erano le richieste più strane, i quesiti più impensabili, però era una voglia di parlare, una voglia di dire, beh, insomma, tu in questo momento ci stai guidando, noi ci fidiamo di te, quindi io ho bisogno di parlare con te. E questo, guarda, io credo che rimarrà questa anche una rubrica, insomma, da tenere sempre con i miei concittadini, perché credo che per un amministratore non c'è cosa più bella che quella di dire veramente, ma con i fatti io rappresento questa popolazione. E questa è Sindaco, una cosa. scusi se la interrompo, lei parlava di richieste, tante richieste, le più strane. Ecco, una per tutte, ad esempio. Una per tutte che è davvero strana. Mi va una telefonata una signora, anzi, no, per la verità mi ha mandato un WhatsApp e mi dice: Ho letto che l'aceto è di un buon disinfettante, e fino a lì ci siamo. Che ne pensa? Quanti litri me ne devo bere per evitare il coronavirus? E allora ho detto, insomma, noi siamo molto lontani dall'America, quindi insomma ho detto, no, guardi, non è questo il punto, ma questa che può essere quella più strana, ma tutti se potevano andare a fare la passeggiatina con il fidanzatino o se potevano andare dalla mamma, ma quelle sono cose normali che credo siano capitate a tutte. Però questa dell'aceto mi è rimasta, mi ha un poco impressionato, però secondo me era più una voglia della signora di confrontarsi, di parlare. Poi un'altra che invece la voglio raccontare con grande simpatia. A un certo punto noi abbiamo attivato un servizio gratuito, grazie alla disponibilità di 3 psicologi locali, un servizio gratuito per anche i bisogni emotivi, perché anche a quelli bisogna pur pensare. E poi avevamo con delle borse lavoro attivato anche la disponibilità di 3 persone che andavano a fare la spesa per conto di chi non poteva uscire. Oppure, insomma, di fare qualche lavoretti no, ma di andare a le medicine, le ricette, cose di questo genere. Un giorno mi chiama una signora e mi dice: guardi che lei però la tizia non me la deve mandare a casa. Tra l'altro non era neanche tra le persone che erano state selezionate per fare la borsa lavoro. Dico, guardi, ma io neanche la conosco, se dice. No, non può essere, lei la conosce, però lei me la deve fare come cortesia. Considerato che noi ci conosciamo da una vita, signora, guardi, lei non mi sta dicendo neanche il nome. Mi dice il nome in quel momento, credetemi, non mi ricordavo. A un certo punto mi è venuto un dubbio e dico, signora, scusi, ma lei che età ha? 100 anni, anzi 100 anni e 7 giorni, ma la signora così pimpante, così, che ti viene, dico, allora che come ha fatto dico, a rintracciarmi? Cioè lei ha detto che c'era questo numero che è il suo, io ho fatto il numero e lei mi ha risposto. E allora è bello, quando ci sono poi di questi episodi ti fa veramente molto piacere. Quindi abbiamo attivato il servizio dei psicologi, come vi dicevo, anche quello del servizio a casa per la spesa, per le medicine. Queste sono le cose che mi ricordo in questo momento, però pronta sempre ad ascoltare e attendere le sue domande. Sindaco, sente, invece poi Naro ha avuto un caso, no? Sì. Ecco, come avete vissuto quel momento?
Beh, quella è stata una mazzata, perché non perché noi fossimo preservati, certamente, però ci dispiaceva perché poi al di là del fatto della persona che era stata colpita dalla positività del coronavirus, c'è stato poi un passaggio della gente che non mi è piaciuto e quindi poi l'ho rimarcato anche nelle mie dirette, perché tutti erano più ad avere la pruderia di sapere chi era la persona piuttosto che altro. E mi dicevano, ah, non c'entra la privacy, non c'entra la privacy. Ho detto, guardate, anzi, è la persona più sicura perché deve essere obbligato a starsene a casa insieme alla sua famiglia. E quindi, insomma, però superato quel giorno, 2 giorni, io ovviamente mi sono sentita spessissimo con la persona e per fortuna non ho avuto bisogno neanche del ricovero ospedaliero perché è stata insomma una preoccupazione in meno perché ha potuto attraverso i medici insomma curarsi anche a casa e poi insomma ho gioito con lui e con la sua famiglia quando il terzo tampone finalmente era negativo. E quindi però questo ci è servito per dire agli altri, vedete che non sono cose così lontane da noi? E allora a volte un abbraccio in meno in questo momento ci consentirà di non avere problemi in futuro. Perché io ricordo che quando eravamo a ridosso del 25 aprile, io a volte, ma anche facendomi odiare, lo comprendo, però era necessario in quel momento dire se qualcuno pensa, si è programmato, anzi ho detto testualmente, si è programmato per andarsi a fare la schiticchiata del 25 aprile, si sprogrammi, perché noi, grazie alle forze dell'ordine, al quale va il mio ringraziamento, carabinieri, guardia di finanza, polizia, forestale e ai nostri vigili urbani, abbiamo avuto un controllo del territorio non invasivo, ma un controllo del territorio che ci ha permesso, insomma, che la gente rispettasse le regole. Devo dire che il merito va tutto anche ai miei concittadini, però questo controllo c'è stato. Poi financo abbiamo fatto alzare un drone perché temevamo, insomma, che poi si allentasse perché voi lo vedete che succede adesso nella fase Sì, 2. sì, sì. Appena si è allentato un poco, la gente è come se questo Covid-19 avesse un calendario in mano e pensa, ah, ma guarda un po' che la data c'è, quindi da oggi non sono più dangerous, non sono più dannoso. Non è Sì. così, lo sappiamo tutti che fino a quando non avremo la certezza dobbiamo stare molto ma molto accorti. Dobbiamo cercare di tornare alla vita in maniera normale, anche perché l'economia davvero stava crollando, speriamo che si riprenda, ma prioritariamente c'è la vita di tutti noi, quindi dobbiamo essere molto accorti. Sindaco, ogni suo collega, bene o male, abbiamo potuto raccontare, ha preso qualche provvedimento in particolare. C'è chi aveva chiuso i tabacchini, c'è chi ha fatto un calendario per andare al supermercato. Insomma, lei ha preso qualche provvedimento particolare durante la pandemia? Io devo dire che ho fatto anche un paio di cose che sono state, poi hanno avuto anche risultati. Non voglio prendermi meriti, ma io il 18 marzo ricordo di aver preso carta e penna e scritto alle autorità competenti, quindi prima fra tutto la regione siciliana, per dire scusate, ma voi non pensate che bisogna fare il tampone a chi finisce la quarantena? E devo dire, ripeto, probabilmente ci avevano già pensato, Certo. però fino a quel momento non se ne parlava neanche e poi è stato obbligatorio e questo dà anche una certa sicurezza. Come immediatamente ho preso carta e penna per scrivere alle case, alle comunità per anziani, ad esempio, o alla nostra importante RSA che abbiamo a Naro, dicendo io lo so come lavorate, però attenzione perché lì possono essere focolai più focolai di tutti e quindi insomma, però oltre a quello li ho anche ringraziati perché mi costava personalmente che non si limitavano ad un problema di cura della persona o di accudimento della persona, perché in questi specialmente contesti una carezza, un sorriso, una parola dolce è molto importante. Quindi ci siamo detti
attenzione, dobbiamo essere prudenti in tutti i sensi. Certo, anch'io poi erano anche un poco per legge, il cimitero io l'ho riaperto gradualmente, prima contingentando, prima con 25, poi con 50 e poi insomma subito dopo affidandoci più che altro al buon senso della gente, perché insomma lo dicevo anche ai custodi, voi dovete controllare ma cercare di far emergere il buon senso delle persone, che deve essere anche il vostro. Quindi noi non siamo lì, non siamo stati a fare gli sceriffi, se è questo che volete sapere, però un controllo mirato, accurato, avendo cura di parlare con tutti, dai bambini che mi ascoltano tanto, devo dire, ai ragazzi, ai giovani, alle persone anziane. Tutti hanno compreso il Sindaco, messaggio. soddisfatto dei provvedimenti che sono arrivati da parte del governo sia regionale che nazionale. Anche ora, in queste ore, si sta discutendo fortemente su un ulteriore, sentivo poco fa il ministro Gualtieri, un ulteriore rimpinguamento delle risorse economiche verso i comuni, perché i comuni in ogni caso siete stati quelli più colpiti, anche perché chiaramente la gente non lavorando avete dovuto fare, non so se lei l'ha fatto pure, ecco, qualche provvedimento economico tipo sospensione della Tari e altre tasse locali varie? No. Le tasse locali bisogna andarci con i piedi di piombo. È chiaro che noi abbiamo apprezzato molto e siamo contenti perché se non c'è la norma noi poi abbiamo un problema di danno erariale. Quindi dobbiamo essere, ecco, come grano salis in tutte le cose. Sì. Però abbiamo apprezzato molto sia i finanziamenti, abbiamo apprezzato anche per esempio il discorso del suolo pubblico. Parliamo di TOSAP invece. Questa è una cosa giusta perché se un esercente, se un bar ha la possibilità, aveva la possibilità di avere fuori posto per 20 persone, è chiaro che con il distanziamento imposto dalla necessità, quantomeno deve dimezzare la presenza delle persone. Quindi hanno fatto bene a dire neanche l'autorizzazione da parte dei comuni. L'esercente, o chi per lui, presenta la planimetria, dice quanto è lo spazio in più, che dovrebbe essere insomma il doppio, e quindi non pagare neanche la TOSAP. Questo è un andare incontro. Però noi secondo me possiamo fare di più. Lo Stato centrale deve preoccuparsi di darci la liquidità e in questo c'è qualche norma che favorisce la liquidità soprattutto per il pagamento dei debiti commerciali, quelli certi ed esigibili. E lì insomma poi restituibili, non sono somme aggiuntive, ma sono poi restituibili in 30 anni, ma questo già darebbe una boccata di ossigeno. Ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Per esempio, io dico ai miei concittadini, nonostante a volte qualcuno ne approfitti, di continuare a comprare. Sicuramente dobbiamo comprare siciliano, dico italiano, siciliano, possibilmente nerese, perché se noi queste attività come le facciamo riprendere un pochino? Decollare, certo. Deve cercare anche di riprendersi l'economia e lo possiamo fare se tra di noi stessi ci aiutiamo. C'è un problema di mascherine a Naro? Sì, come in tutti i posti, anche perché la protezione civile ha dato quelle mascherine, ma come voi sapete sono mascherine chirurgiche, quindi teoricamente, non teoricamente, praticamente tu le indossi mezza giornata e le butti. Noi avevamo ordinato qualche mese fa delle mascherine, ce ne sono arrivate soltanto 2000, ma sempre chirurgiche, e quindi questo comunque rappresenta un problema. Invece, proprio nella giornata di domani, per esempio, perché poi dovendosi preparare per la fase 2, è chiaro che ci siamo preoccupati di tutti i DPI, di tutte le norme di sicurezza, a cominciare dai nostri uffici, a cominciare dai nostri lavoratori. Quindi già ci eravamo premuniti con i parafiato, la pistola termoscanner, le colonnine con il gel igienizzante, i guanti, le misure per il distanziamento. Già siamo attrezzati e abbiamo anche rispetto al castello, al museo e alla nostra biblioteca feliciana.
Per quanto riguarda ad esempio il gel igienizzante, ringrazio l'Università di Catania perché proprio domani manderò qualcuno a ritirare 120 litri di gel igienizzante che ci dona l'Università di Catania, e quindi questo è qualcosina in più, insomma, come aiuto che possiamo fare. Abbiamo ovviamente Scusi sanificato gli Sindaco, ci sono uffici. state altre azioni di solidarietà, scusi che la interrompo, dico, oltre a queste, Eh, dico, ci sono state altre azioni di solidarietà da parte dei cittadini, di aziende, non lo so, di istituzioni nei confronti sia del comune che verso i propri cittadini, dico? Lo dicevo all'inizio, Sì. molti cittadini e la maggior parte in anonimato, che è la cosa più bella, ci ha portato tante derrate alimentari. E questa, oppure se avevano dei caseifici, delle formelle di formaggio, questo è stato in abbondanza. Adesso, per esempio, invece un nostro concittadino emigrato ha detto che quando finirà questo momento sarà il momento anche andiamo incontro all'estate, anche del divertimento, e ci sta regalando un pianoforte e 4 chitarre, considerato che vogliamo fare la Casa della Musica lì a Naro, e poi abbiamo attivato un conto corrente che per la verità in questi giorni ancora dobbiamo mettere la firma perché ce lo hanno chiesto tanti altri, perché però in assenza di quel conto corrente, io sono più contenta così, si sono regolati che per esempio molti dall'estero hanno mandato i soldi ai loro parenti qui a Naro, che poi si sono preoccupati di andare a comprare le derrate per darle a noi. E poi dei ragazzi, mi ha impressionato dei ragazzi che hanno comprato, eravamo sotto Pasqua, hanno comprato 50 uova di Pasqua da distribuire ai ragazzini che insomma meno abbienti, chiamiamoli così. E questo mutuarsi a vicenda è stato molto bello. E poi mi lascia dire una cosa. Noi abbiamo puntato molto, per esempio, è un format con il salotto dei Naresi, a mettere in comunicazione Naro, i Naresi e o Naresi fora paesi. E quindi abbiamo avuto molti ospiti, anche molto illustri, di nostri naresi fuori, ma anche gente che ha quel legame indissolubile con la propria città. E allora a un certo punto si sono organizzati loro, per quello che sto per dire, hanno pensato di fare un flash mob digitale, perché noi abbiamo un inno, come sapete, Sì. Naro, un suo inno che è Naro Fulgentissima, del compianto Gero Rindone. E allora loro hanno fatto questo inno, più di 40 persone. Io mi sono improvvisata, figurarsi, sono stonata come una campana, mi sono improvvisata direttore d'orchestra, ed è stato un momento molto bello perché abbiamo fatto le riprese col drone ed è stata una cosa molto bella. E poi abbiamo avuto un paio soprattutto di testimonial d'eccezione per convincere la gente a stare a casa. Mi riferisco ai bravissimi gemellini che suonano il violino, Mirko e Valerio Lucia di Porto Empedocle, ma naresi di adozione, e il nostro grande Piero Barone, insomma, che è stato tutto il tempo anche della quarantena, è stato a Naro, veramente ancora a Naro, perché convinti come eravamo e come siamo, che il loro messaggio potesse essere più penetrante rispetto a qualunque cosa potessimo dire noi. Sindaco, ci avviamo alla fase 2, ecco, diciamo il lockdown totale è finito, oggi insomma sono aperte pure le piscine, abbiamo visto le palestre, il giorno 3 dovrebbe ritornarsi alla normalità. Ecco, come state vivendo questo momento di fase 2, sempre con la massima precauzione ovviamente, la distanza, le mascherine, i guanti e tutto questo? La stiamo vivendo seguendo un poco anche i bollettini che arrivano giornalmente, che farebbero ben sperare. Ancora, come dicevo, non siamo tranquilli. Io in questo momento sono sempre preoccupata per il Covid-19, però ho altre paure anche in questo momento. Lo Quali? dic- per quanto riguarda anche le nostre collettività, l'alcol e la droga, ad esempio.
e su questo insomma saremo col pugno duro, mentre eravamo, come dire, per quanto riguarda chi non rispettava le regole per il Covid-19 eravamo concilianti, in questo senso noi invece useremo il pugno assolutamente duro. Lo dicevo in un'altra occasione, io non ho contezza di nomi, luoghi e fatti, altrimenti non farei una denuncia pubblica, ma andrei nelle autorità competenti a mettere nero su bianco a denunciare. L'invito che faccio ai genitori: non fate sprecare la vita ai vostri figli, ai ragazzi, perché abbiamo una gioventù che è meravigliosa. Io ho avuto modo in questi giorni, nonostante la mia età che ormai insomma è abbastanza, ho avuto modo di, andando insomma per le strade e ora frequentando i bar, seppur con i distanziamenti imposti, di scoprire che abbiamo una gioventù che ne vale la pena coltivarla e custodirla. E quindi io non ce l'ho con i giovani, io ce l'ho con quei delinquenti, quegli spacciatori, quei delinquenti che pur di lucrare denaro noi stanno uccidendo la vita dei nostri giovani, e lì non ci può essere assolutamente nessuna clemenza e quindi pugno duro. E poi dobbiamo occuparci di tutto il resto, dobbiamo occuparci degli agricoltori che davvero non ce la fanno più, sono in una situazione davvero disastrosa. Io l'altra sera ho avuto pure il direttore generale dell'assessorato in linea, e vedo che c'è anche una sfiducia da parte della gente, perché non chiamavano neanche per fare la domanda, perché la gente è sfiduciata. Lo vedo in tutti i campi che dobbiamo cercare di rimettere in moto questa macchina. Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili, perché altrimenti non ce ne usciamo. Invece abbiamo l'intelligenza, la capacità, abbiamo tutto, dobbiamo insieme, e quindi l'appello lo faccio anche ai miei colleghi sindaci: siamo stati uniti per gestire un'emergenza, rimaniamo uniti per gestire tutte le altre emergenze che ci sono in questo momento. Sindaco, Naro ha già programmato il futuro che è anche presente. Ho letto che sono iniziati i lavori di consolidamento per la salvaguardia del centro abitato a nord-est del territorio. Ho visto anche un breve filmato con una persona, insomma, sulla roccia che faceva dei lavori di consolidamento. Quindi vuol dire che, diciamo, che si riprende, insomma, il futuro. Avete in cantiere altre iniziative in questo senso, anche per dare un'informazione anche, diciamo, attiva e fattiva per le vostre attività istituzionali? Insomma, quale sarà il futuro, diciamo? Guardi, fra un paio di mesi, perché c'è stato purtroppo il fermo dato dal Covid, ci consegnano la piscina lì alla diga del lago San Giovanni, e pure la struttura che abbiamo in mente di utilizzare come possibilità ricettiva. Insomma, io pensavo a un ostello della gioventù, mi dicevano che è meglio, sono meglio altre soluzioni, però comunque ci sono e quindi da sfruttare, dobbiamo vedere cosa. Dopo siamo stati anche costretti dal Covid-19 ad interrompere una gara che già si stava celebrando a San Giovanni La Punta per la più grande arteria, che insomma tra l'altro è una cosa che mi piace sempre ricordare, che è la via archeologica che conduce al castello, perché purtroppo 3 di quegli uffici sono stati colpiti dal coronavirus, e quindi hanno ritardato, perché pensavamo noi che entro luglio potessero iniziare i lavori, quindi normalmente slitteranno di qualche mese a causa di questo. Poi cose in cantiere, devo essere sincera, ne abbiamo tantissimo, perché anche se con le limitazioni che abbiamo avuto, abbiamo partecipato al bando del MIBAC, per esempio, per la realizzazione della Casa della Musica in un immobile comunale adiacente la chiesa di San Nicola lì a Naro. E abbiamo presentato anche altri, abbiamo presentato il progetto per i giochi inclusivi al parco giochi, e siamo in attesa di avere qualche notizia da parte della regione, ma anche noi stiamo raschiando il barile delle sostanze del bilancio comunale, comunque per dare una risposta immediata, perché mi sono detta: i ragazzi hanno la possibilità ora di uscire, i bambini appena apriranno la possibilità di frequentare questi giochini, dove andranno? Che Naro purtroppo mancano queste cose.
Non è che possiamo aspettare che la regione, insomma, perché passerà del tempo. Quindi ho dato Sì. mandato agli uffici di preoccuparsi, di comprare dei giochini, il tappetino antishock, ovviamente, e quindi poi abbiamo creato, insomma, anche delle altre situazioni e qualche altra sorpresa che le anticipo perché mi piace questa cosa, perché l'ho fatta. eh, Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma è questo filo tra me e i miei concittadini che deve rimanere aperto. Io ho fatto fare il conteggio di quanti bambini sono nati da quando mi sono insediata, quindi nell'ultimo anno, e farò recapitare, porterò io, perché secondo me la cosa bella è questa, porterò io alle famiglie un pensierino, poca cosa, ma per ricordare al bambino, insomma, che quando è nato, guarda un po' che cosa c'era, questo periodo così brutto che se ne ricorderà per tutta la vita, almeno questi che sono nati negli ultimi 2 mesi. Per quelli di prima avranno la soddisfazione di dire facciamo qualche cosa, io ho la soddisfazione di dire facciamo qualche cosa di concreto per i nostri futuri cittadini di Naro. Sindaco, le faccio un'ultima domanda. Ecco, so che lei era particolarmente, ha iniziato degli incontri con il professor Antonello Pezzini, mi piace citarlo perché so la sua grande amicizia, ma la grande intelligenza anche del professore Pezzini che veniva a Naro per gli upgrade, per questi approfondimenti importanti sui fondi europei. Ecco, intanto Pezzini sta bene, sì, perché Sì, ricordiamo che Pezzini è di Bergamo, infatti io ogni infatti. volta che sentivo Bergamo, insomma, lo conosco, Pezzini è una carissima persona, pensavo a lui, dico, sta bene Eh, sotto questo punto di Lui ha vista. avuto la moglie colpita dal Ah, coronavirus capito, e capito. devo dire che è stato, lui ha preso la macchina, voi sapete che è quasi ottantenne, ha Sì, preso la macchina a Bruxelles quando ha saputo della moglie e ha raggiunto la moglie a Bergamo. L'ha accudita in tutto questo periodo, ringraziando Dio sta bene e quindi lui sta bene pure lui ha una sua filosofia, io mi ero ammalato di malaria quindi non potevo beccare il coronavirus, però ovviamente i suoi appuntamenti riprenderanno, è stato presente per ben 2 volte nei nostri salotti e devo dire che è stato presente anche per ben 2 volte il professore Viecca dell'Istituto Sacco di Milano, che è uno dei luminari, insomma, tra l'altro un cardiologo molto bravo, ma anche primario delle eccellenze, che si è anche lui innamorato di Naro. E quindi, insomma, poi aspetterò tutta questa gente e prima vediamo un poco di stare tutti un pochino meglio, di allontanare lo spauracchio e poi riprendiamo la nostra vita. Però non mi ha fatto una domanda, che è quella che mi sta più a cuore quale, ed è sì, una sofferenza se non riesco a farlo. Nei giorni bui del lockdown, io ero andato presso San Calogero per dire se potevamo uscire il santo. Ovviamente mi è stato detto che non era possibile e quindi io ho detto cosa possiamo fare. E allora il direttore dell'Istituto San Calogero ha organizzato una messa in streaming con 2 o 3 persone. Ora quello che penso è, ma prima del 18 giugno che noi abbiamo il nostro Birdo San Galò, cosa dobbiamo fare? Mi auguro che la curia dia il permesso quantomeno di fare girare solo il santo, magari con quelle 2 o 3 persone dietro per accompagnarlo e la gente sa poterlo salutare dai balconi. Perché in questa fase ci ha salvato tanto il nostro dire viva Dio e San Galò. E quindi a questo le insomma sembrerà strano, ma me l'ero riservata per ultimo questa domanda, proprio sì. perché so che avete iniziato, visto su Facebook, avete iniziato già a parlare di San Calò, c'è pure un video per cui si vede quando scende San Calò, insomma, Sì, io la seguo particolarmente, noi siamo particolarmente attenti alle sue iniziative. Allora, chiudiamo questa nostra intervista, Sindaco. Sicuramente il Covid ci segnerà, ci ha segnato, però diciamo cosa c'è, diciamo, tra virgolette, di positivo di questa esperienza? di positivo c'è che secondo me è uscito il meglio di ciascuno di noi. A parte sempre quelle poche persone che sono sempre le solite, quelle che non rispettano le regole, quelle che hanno sempre il veleno dentro. Ma poverette, In mi che dispiace senso? per loro, ma mi dispiace per loro perché non sanno cosa si perdono con un sorriso, con un gesto affettuoso. Invece io devo dire quello che ci lascerà sicuramente di buono è questa voglia di
stare insieme, di abbracciarci tutti insieme e insieme cercare di superare questo momento così difficile. Lo abbiamo fatto tra istituzioni, lo abbiamo fatto con i nostri concittadini, lo facciamo all'interno delle nostre famiglie e che devo dire? Che Dio ci protegga e Sangalovede. Grazie Sindaco, buon lavoro e tanti saluti anche ai nostri telespettatori che ci hanno avuto anche la bontà di seguirci. Grazie Sindaco, Grazie buona a voi. serata. Grazie, arrivederci.